Oggi vi presento una vera e propria rarità, un dolce tipico ragusano. È un cremoso di ragusano servito con uno sciroppo di foglie e fiori di fave molto particolare. La preparazione è semplice, avviene nel seguente modo: mischiate del ragusano grattugiato, semistagionato, non molto salato, con della panna, degli albumi, dello zucchero. Fate addensare in frigorifero e poi lo passate in congelatore dopo averlo glassato con della glassa al cacao. Va servito un po' ghiacciato. Adesso passiamo al tocco finale. Abbiamo messo sul piatto una leggera glassa di cioccolato, una salsa ai lamponi, per chi ha in tesorera la mia terra, co fa le cose giuste, mai li sgarra, a ciancere figliuzza a chi ci capi, o sangue da rebelle puoi morire, pazienza ci vuole alle burrasche, e adesso adagiamo il nostro bicchiere con il nostro sciroppo di fiori e fave. invece di cantare deve si mangia. Il piatto è pronto, buon appetito!